Andiamo brutali. Wow! Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Come vi dicevo in uno scorso video, oggi andiamo a modificare questo totem ciclone che ho fatto, sistemando questo problema della strozzatura grazie a uno di voi. Per chi se lo fosse perso, nel video di quando ho realizzato il totem vi ho posto una domanda. Non so se voi avete un pezzettino di tubo da mandarci, ovviamente pagando quello, la spedizione o quello che volete, o semplicemente se avete il sito dove poter comprare al metro, che magari 1 metro di un tubo di quel diametro possiamo comprarlo. E mi avete risposto veramente in tantissimi, uno su dove poter trovare dei tubi e due su soluzioni alternative a questo problema. Mi avete suggerito in tantissimi di stampare in 3D un pezzo così. Fortunatamente uno di voi si è offerto di spedirmi i pezzi. Io non posso solo che ringraziare tantissimo questa persona che si è offerta gentilmente di spedirmi e di regalarci 2 pezzettoni di tubo, per cui vediamo che cosa c'era dentro il pacco. Oggi mi è arrivato questo pacchetto che mi ha spedito uno di voi. In teoria dovrebbe essere il tubo, i tubi proprio per l'aspirazione del ciclone. Ma dai, bella serie. Tubo da 20 e tubo da 18. Quindi adesso nelle prossime settimane farò questa modifica. Grazie ancora per tutto. Quindi ecco che dentro il pacco c'erano 1/2 metro di un tubo da 200 e questo qui che non ricordo mai, ma mi sembrava da 16. Poi sono stato un po' in giro per negozi e ho acquistato questo pezzo di tubo per lo scarico e come vedete fitta alla perfezione. Quindi utilizzerò questo pezzo qua unito a questo qui per andare a sistemare quello lì. Quindi questo alla fine sarà un video veramente semplicissimo per andare a paragonare i due sistemi e vedere qual è quello più funzionale e se anche dopo la modifica ci sono delle strozzature. Test numero 1 è buttare forzatamente tantissimi truccioli in modo da vedere se si intasa e dove si intasa. Invece di cadere dentro e andare giù, se ne aspiro tanti vanno direttamente qua, forse perché lì sotto non cadono bene, per cui facilmente si è bloccato qua. Proviamo a vedere se si è bloccato in questa strozzatura. Se è lì il problema allora risolviamo. È tutto bloccato qua. Se ne blocca parecchia, oltre ad andare tanta nel sacco qua. Nel bidone, come potete vedere, c'è qualcosina, ma non tanta roba. Il resto era bloccato qui, perché qua dentro si fa un piccolo scalino, ovviamente passando da un diametro del genere ad uno più piccolo, ma la maggior parte va diretta qua nel sacco, che dovrebbe invece filtrare solo la polvere più fine. Quindi, primo test fatto, smontiamo tutto e vediamo se riesco a trovare un sistema per montare questo nuovo tubo gigante. Ottimo, nel mentre mi è arrivata anche una letterina. Non c'è di adesivi per condividere la passione del making, che c'è come dicevo sempre, e non posso fare a meno per cui mi per questo maker. Sono un giorno di poter lavorare anch'io in un team come il vostro, siete una bellissima ragazzi, complimenti ragazzi, un saluto. Viva il movimento maker. Ronca Design, grazie mille. Se volete inviarmi anche voi i vostri adesivi o un pensiero o quello che volete, vi lascio l'indirizzo qua sotto in descrizione. Vediamo se questo trucco mi funziona. Figata. Se dovete fare un cerchio grande si può mettere un chiodino in centro, il nastro bloccato sul raggio, si blocca lì, ci mette la matita qua. Che trucco geniale. Voilà.
Ottimo, quindi le due parti sono state rifatte. Questa qui è la parte sopra insieme a questa. Praticamente questa va fissata al ciclone, questo sopra, poi abbiamo il coperchio là, quindi non ci resta che montare tutto e fare il test finalmente. Boh. Gabri, mi dai una controllata qua se ho tirato bene? Sì. L'ultima da fare. C'è da capire più o meno quanto può essere il tubo che... Gabri, grazie mille. Ok. L'è un po' strettino. Cavolo. Arrivati a questo punto non resta che mettere questo, chiudere. Bellissimo. Guarda qua, figata. Ora ripetiamo il test. Ottimo, qui per terra abbiamo una bella montagnetta di truccioli. Vediamo se l'aspiratore funziona. Il sacco qui è completamente vuoto. Andiamo brutali. Wow! Zero! Perfetto, quindi l'upgrade è stato fatto e funziona alla perfezione. L'unica cosa che forse più avanti si potrebbe fare l'upgrade è proprio al motore, averne qualcuno più potente di quello lì da 700-800 watt, ma per adesso va più che bene. Prima di concludere vorrei rispondere a un po' di domande che mi avete fatto sotto il primo video del totem e più che domande invece mi avete dato tantissimi suggerimenti. Invece di usare il tubo flessibile mi avete detto di provare a utilizzare i tubi rigidi degli scarichi, quelli arancioni, e farne uno dentro l'altro in modo che sia telescopico così, però l'idea l'ho scartata principalmente perché mi piaceva poco e perché Juan. E comunque prima di salutarvi volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno dato suggerimenti sotto l'ultimo video, invece di usare il tubo flessibile, di usare tubi rigidi, dove trovarli, a chi poter chiedere, a chi mi ha mandato i siti. Vi ringrazio veramente tanto per il vostro sostegno, ma soprattutto ringrazio Juan, spero di averlo pronunciato giusto, per avermi spedito quei 2 mezzi metri di tubo che hanno risolto completamente il nostro problema. Qualche domandina invece sotto il video me l'avete fatta riguardante al come mai avete preso un motore da 110 volt per poi comprare anche quello, non facevate prima prendere uno da 220? Ovviamente sì, però tutto quello che è stato usato, a parte il ciclone e il fusto blu, ce l'avevamo già in casa, quindi abbiamo riutilizzato quello lì. Se no concordo con te con un motore più anche perché l'avrei messo più potente io onestamente, da 2 kW, una roba del genere sarebbe stato perfetto. Detto questo, non ci sono più argomenti da trattare, a meno che non ne abbiate altri, in caso lasciatemeli qua sotto per i commenti. Ringrazio ancora Juan per l'aiuto e ringrazio voi per il supporto che mi continuate a dare. Questa qui è una community fantastica. Grazie mille veramente per l'aiuto, ragazzi. A me quindi non mi resta che salutarvi, ringraziarvi ancora e noi ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.